Amici sportivi, amici di Diretta Sport, buonasera a tutti da Francesco Salis e benvenuti al campo principale di Latte Dolce, dove tra qualche istante andrà in scena la 15ª giornata del girone G di Serie D, che vedrà opposte in campo il Latte Dolce appunto e il Trastevere, che vedete entrare in campo in questo momento qui a Sassari, e prova a ripartire il Latte Dolce sempre sulla destra, come ha spesso cercato di fare in questi primi istanti di gioco. Ora il lancio, salta Castro, attenzione alla possibilità per Loru, che fa tutto bene, converge con il sinistro al quarto minuto di gioco, porta avanti il Latte Dolce 1, Trastevere 0. Loru, buona la manovra, chiude però ancora Mudadu, che spazza. Per ora i laziali provano a chiudere il Latte Dolce nella propria metà campo con l'azione di Lorusso, il tiro a giro sul secondo palo che non esce di molto, sopra la traversa. Il Latte Dolce, possibilità di cross lì sulla sinistra con l'ingresso in area di Sorgente, il tiro e c'è il raddoppio. Non ho visto chi ha scoccato il tiro, è Pulina, sì esatto, Andrea Pulina con un destro fulminante sul primo palo quando siamo giunti al 21esimo minuto, raddoppia il punteggio per il Latte Dolce, con Marano che si concentra. Ecco il tiro di Lorusso, interessante, ancora sfera allargata per Angelilli sulla destra, possibilità di traversone, molto buono, ed ecco il gol, accorcia le distanze Lorusso, lo avevamo visto subito. Siamo giunti al 31esimo minuto e arriva il gol del Trastevere al 20esimo, e quindi chiaramente, quasi direi in maniera fisiologica. Attenzione ora alla palla dentro in bucata, bene per Pulina, poi Sorgente, ancora Pulina, le sue finte, cerca il tiro e trova il gol, ancora Andrea Pulina a raddoppiare al terzo minuto del secondo tempo dopo una bellissima azione, scambio con Sorgente e tiro sul primo palo. Esce ancora il Latte Dolce con ancora una volta Andrea Pulina, che dà in profondità il pallone per Loru, che in velocità riesce a prevalere all'avversario, la dà in mezzo a Sorgente, Simone Sorgente, 4-1, quinto minuto, magistrale contropiede, grandissima palla di Loru per Sorgente e sono 4. Rimessa per Jacoponi, scambia con un compagno, palla dentro, poi vince il rimpallo, la palla in qualche modo arriva in zona di tiro centrale, la botta dello stesso Crescenzo, che aveva avviato l'azione, para in due tempi senza troppe difficoltà Michele Marano, possibilità di contropiede con il pallone per Sorgente, che sfrutta l'errore della difesa e va anche lui a firmare la doppietta. Marano si appresta a effettuare quello che verosimilmente sarà l'ultimo rinvio della partita. L'arbitro mette il fischietto alla bocca e poi dà il triplice fischio. Finisce dunque, lo ribadiamo ancora, con la vittoria del Latte Dolce per 5-1 sul Trastevere. Mister Setti, dopo 3 sconfitte consecutive, finalmente arriva una vittoria, una dimostrazione appunto importante, una dimostrazione di carattere, perché il Trastevere era riuscito ad accorciare le distanze, però poi nel secondo tempo una partenza a sprint che vi ha permesso di portare a casa un largo 5-1. Ecco, ripartirei proprio dal punto del loro accorciare le distanze. Ci siamo allenati tanto in settimana, abbiamo spinto con i ragazzi soprattutto a livello mentale. Ci premevano due cose. La prima era l'approccio alla gara, che abbiamo sbagliato a Cassino i primi 25 minuti, quindi abbiamo chiesto ai ragazzi di entrare forte, di spingere forte sull'acceleratore, e ci sono stati subito 2 gol e questo ci ha fatto molto piacere. L'altro era qualsiasi cosa succede dobbiamo essere pronti a reagire. Preso il gol non ci siamo buttati giù, anzi abbiamo comunque ripreso a giocare o continuato a giocare, se vogliamo dirlo, e niente. E poi anche al secondo tempo, la ripresa del secondo tempo è stata proprio perfetta, perché in 5 minuti abbiamo chiuso di fatto la partita.
Ecco, questa di oggi è stata una gara dai diversi segnali, dal segnale comunque di aver ritrovato la strada per riuscire a vincere con una larga vittoria appunto per 5-1, ma anche dai segnali mandati da chi forse stava riuscendo a incidere meno. Faccio l'esempio di Pulina che comunque è giovane, ha la prima esperienza tra i grandi, comunque ha fatto una doppietta, lo stesso Sorgente ha fatto una doppietta, ma anche e soprattutto da parte della difesa che ha subito un solo gol, ha saputo contenere comunque, sebbene abbia segnato un giocatore come lo Russo, ecco, questi segnali sono importanti per il futuro. Sì, sì, quello è il fattore difesa è importante per noi perché comunque è una difesa giovane, in questo momento manca il capitano, quindi è di fatto una difesa giovane e ha necessità di trovare entusiasmo, di trovare coraggio, di trovare fiducia. L'aspetto che ci è piaciuto di più come staff è stato proprio il fatto di non aver paura di giocare la palla all'inizio e quello secondo me ha dato coraggio per poi trovare la forza di stare alti, evitando appunto di farci schiacciare dietro come è successo in altre gare. La responsabilità qua, questo è un gruppo abbastanza omogeneo, anche nell'età. Diciamo che quelli un po' più grandetti abbiamo chiesto a loro di prendersene qualcuna in più e penso che oggi l'abbiano dimostrato questo, ma allo stesso tempo, come hai detto tu, Pulina, un 2004 che va in campo, gli abbiamo chiesto di alzare l'asticella perché anche lui ha tanta qualità, è un ragazzo che ha tanta qualità, tanta fame ed è un peccato non vedergliela esprimere in gara. Oggi gli abbiamo chiesto proprio di prendere iniziativa e ha fatto quello che doveva fare, ma ripeto, come tutti d'altronde. Ecco, guardando invece più ampio spettro il momento, l'inizio, diciamo questa quasi prima metà di campionato, quello che sta mancando è un po' il rendimento lontano, lontano da Sassari. Come mai secondo lei questo problema, mi passi il termine? Allora, essendo alla prima esperienza anche io ovviamente, abbiamo pensato questo, ci manca l'esperienza perché comunque alcune gare non riuscendo a vincerle avremmo quantomeno potuto pareggiarle e comunque quei pareggi avrebbero fatto insomma piacere adesso guardando la classifica perché magari avremmo avuto 2 o 3 punti in più che sono fondamentali per noi. E anche questo è quella crescita che avviene attraverso un processo che stiamo insomma facendo tutti quanti quest'anno. Con un attimino più di attenzione sicuramente in trasferta avremmo potuto raccogliere qualche punticino in più. Ecco, ultima domanda per me, giustamente siamo sotto Natale, mister, gliela devo fare, anche considerante le assenze che ci saranno settimana prossima, Pin è squalificato, Cabeccia è infortunato, non le chiedo chi giocherà in difesa, però le chiedo servono anzi forse dei rinforzi per il ruolo di difensore centrale. Grazie per la domanda Andrea e ti rispondo subito che Cabeccia ha fatto dei passi da gigante, ok? Quindi già ieri ha fatto la prima partitella col gruppo, ovviamente evitando i contatti, però siamo fiduciosi e pensiamo di recuperarla al più presto. Come ho sempre detto, magari non davanti ai microfoni, tutto ciò, o perlomeno tutti i ragazzi che possono arrivare al latte dolce e aumentare la qualità e la forza della squadra, noi siamo ben contenti di accettarli. Per prendere un difensore, un centrocampista, un attaccante o un portiere che non aumenta la qualità ma ha gli stessi standard del gruppo, tanto vale che giochiamo con quelli che abbiamo. Cioè non ci siamo mai fatti posti questo problema e da allenatore dico che più giocatori hai bravi ovviamente meglio è, però in questo momento io non mi posso lamentare del gruppo che ho. Poi voglio dire, ripeto, non sarei io, non sarò io eventualmente a dire no a un eventuale arrivo. Ok, quindi serve un difensore, ma che sia un difensore comunque ben strutturato, ecco. Ma io se portassero un portiere, un difensore, un centrocampista, un attaccante ben strutturati di categoria superiore sarei il primo ad accogliere a braccia aperte. In questo momento, ripeto, va bene così. Se dovesse arrivare un difensore, appunto perché comunque siamo abbastanza con la coperta corta dietro, ben venga, però deve essere la persona giusta perché questo è un gruppo che merita il giusto rispetto perché ha lavorato così dall'inizio dell'anno e se siamo lì è il merito di tutti. Niente, sono contento di essere comunque tornato in forma da un periodo un po' così. È andato tutto bene oggi. Ecco, quello che ti chiedo solitamente è nel primo gol che si segna si fa una dedica, a chi lo dedichi questo gol? Oggi tutti e due sono dedicati a mia sorella perché è il compleanno. Quindi tutti e due lì.
Ecco, quindi grande festa sia per il compleanno che per la tua doppietta. Sì. Invece ti chiedo come ti stai trovando qua al Latte Dolce, perché comunque l'anno scorso eri al Barletta, quindi la prima esperienza, diciamo, proprio a Sassari con il Latte Dolce, come la stai vivendo? No, all'inizio è stato un po' strano perché non vivevo a casa da 5 anni, poi adesso comunque il gruppo, il mister, tutto lo staff, mi trovo benissimo, siamo tutti ragazzi e è un gruppo fantastico. Ecco, invece un attaccante, gli obiettivi sono fondamentali. Ecco, ti chiedo qual è l'obiettivo che ti sei prefissato per questa tua stagione in termini realizzativi. Non ne ho uno preciso, però spero di riuscire almeno ad arrivare 6-7 gol, se riesco. No, con Lorenzo mi capisco benissimo, è forte, ci troviamo benissimo in campo, soprattutto il gol è venuto anche perché siamo scambiati di posizione e niente, è stato tutto bello in campo con Lorenzo e anche con Sorgente. Infatti proprio l'altra domanda è legata a Sorgente, com'è il rapporto con Simone, visto che entrambi avete contribuito a riportare il Sassari Latte Dolce alla vittoria? No, tutto bello, siamo tutti amici, oltre a Lorenzo e Sorgente anche tutti gli altri compagni hanno contribuito alla partita e siamo stati un gruppo oggi, un gruppo unito. Ecco, volevo chiudere con un'ultima domanda che mi è venuta ora, perché comunque parlavamo di un ritorno in campo nel secondo tempo con un piglio importante. Quello che voglio chiederti è cosa vi ha detto il mister all'intervallo? No, il mister ci ha detto di rientrare forti, di stare attenti ai primi 20 minuti, che sono stati fondamentali, e niente, ha detto di continuare a fare così, di stare un po' più tranquilli, perché ci hanno fatti un po' prendere, diciamo, la frenesia dopo il 2-0, però abbiamo ascoltato quello che ci ha detto il mister e è andata bene. Si sfidano la seconda e la 17ª, ma guai a pensare che sia una partita scontata ad entrambe, manca il bomber ed entrambe hanno delle buonissime motivazioni per volere la vittoria. Amici di Directa Sport, un saluto da Mattia Renna e benvenuti ad Atletico Uri Paganese. Batte Piga, palla d'uscire, cercato Fedele, spizzata poi Fadda, non riesce a stopparla bene. A rimbalzo Attili, apertura con la testa, allontana Mancino. Ancora Fadda ad anticipare, ancora Mancino. Poi lotta, passa sul capitano avversario. Palla buona per Melis che mette a sedere Spurio. Poi la passa a Ba, palla in porta, bandierina in alto. C'è il fuorigioco di Abdoulaye Ba. Bucolo, Zugaro, sterzata, poi sul destro, vuole la porta, vuole la deviazione, non c'è né l'una né l'altra per il classe 95, adesso verticale, Melis si impegna, adesso passa a Spurio, aveva fatto un grande attacco palla, si è fatto anche male il portiere della Paganese, c'era comunque la posizione irregolare. Zugaro o Mancino e dunque o il piede sinistro di Zugaro o quello destro di Andrea Mancino, con Zugaro che potrebbe anche andare in porta. Mancino velo, infatti va Zugaro verso la porta, Cherchi si deve distendere, poi rimbalzo Langella, palla dentro, Pisano stoppa e sputa via, Abdoulaye lotta, va davanti, palla buona, suolata, cambia gioco, non riesce a far passare un pallone importantissimo Lorenzo Melis. Fischia Passarotti, sulla palla Attili e Piacente. Destro o sinistro? Piacente col velo, Attili verso la porta, Spurio blocca, fischia due volte Francesco Passarotti, 0-0 nel primo tempo, raccoglie Melis, lavora e poi apre a sinistra, sul secondo arriva Attili, palla sul primo, Esposito non benissimo, a rimbalzo Ba, sterza, poi calcia, Spurio para, Piga, destro, Murato, Melis col velo, Rossetti, calcia forte, calcia fuori. Fischia Passarotti, può andare il duo di battitori, Piga scucchiaia sul secondo, palla a cercare Rossetti, sponda che riesce, poi Fadda, tocca fuori, Melis va in porta, deviazione, Spurio deve fare questa parata, concede solo l'angolo, punizione Atletico, ancora Piacente e Piga,
in zona palla, ancora Rossetti sul secondo. Ma di nuovo Piga, palla tagliata, Spurio ci mette i guantoni. La porta centralmente Zugaro, poi va giù, non c'è il fallo e allora Luri va a sinistra. Melis, la corsa del 10, deve puntare Esposito, rientra destro, palla dentro, Fedele, destro, c'è il muro con la testa di Rosario Bucolo che si sostituisce a Spurio. Va Piga col destro ad uscire, Fedele non la tocca, poi a rimbalzo arriva il mancino di Basciu, complicatissimo metterla in porta, raccoglie Spurio. Montoro la perde, Melis, campanile, Zugaro a rimbalzo, palla buona, Coratella imbucata, Mancino col sinistro murato dal grande intervento di Piacente, poi Cherchi vuole il contropiede. Poi Mancino la gira, Coratella vuole andare in porta, destro murato da Fadda. Con il destro o con il mancino. Va Zugaro verso la porta, sul secondo, Cherchi para. Piacente a battere. Ancora con il mancino il numero 3 dell'Uri. Va Piacente sul primo palo, spizzata, non raccoglie sul secondo Rossetti. Gran palla sul secondo, Bucolo raccoglie. Poi animo buono, Pisano non raccoglie, adesso sì, poi scucchiaia. Fedele con la testa, l'aveva presa comunque Spurio, paratissima, fuori gioco di Fedele. Metti, che è finita. Esposito, Mancino fa la sponda, Di Masi, controllo con la mano, 1, 2 e 3, i fischi di Passarotti, un punto a testa per Atletico Uri e Paganese, la 17ª, ha fermato la seconda della classe. Mister Massimiliano Pava, io sento di farle complimenti per tutta la squadra, anche non soltanto a lei, perché è davvero un'ottima prestazione contro un avversario forte, la seconda di questo girone così competitivo. Io le chiedo quanto esce di buono dopo questa partita, nonostante, considerando anche da dove è arrivato, ovvero il brutto KO, diciamo così, al di là poi degli aspetti arbitrali, però comunque poteva incidere in una determinata maniera sul morale e oggi è tornato in campo con questo grande atteggiamento. Sì, sono d'accordo, allora mettiamo un po' d'ordine, insomma, nel senso sono d'accordissimo sulla prestazione importante contro una squadra importante, come hai detto tu. Stavamo affrontando la seconda in classifica, però francamente tutto questo divario in campo non si è visto e questo è sicuramente per merito nostro, non per demerito della Paganese. E che dire, abbiamo ripreso il percorso che avevamo interrotto domenica, siamo ritornati a quello standard di prestazione che avevamo nelle ultime 5 partite prima di domenica scorsa, però noi sappiamo analizzare anche le partite e le situazioni, sappiamo bene che quello che è successo domenica è il frutto di quello che è successo dentro il campo alla mezz'ora, insomma, praticamente quando siamo rimasti prima in 10, poi in 9 e lì la partita è terminata, perché fino a che eravamo in 11 in parità numerica noi stavamo facendo una grandissima prestazione, dando appunto quella continuità di prestazione che da un mese e mezzo ormai stavamo offrendo. È chiaro che non posso analizzare la partita di domenica scorsa sulla base del risultato, perché una doppia inferiorità non la può regalare nessuno e tantomeno la possiamo regalare noi, però oggi abbiamo ripreso quel livello, quello standard di prestazione che stavamo facendo, che probabilmente
che probabilmente non ci sta ripagando tanto in termini di risultati, però a livello di autostima e di consapevolezza insomma è importante. Ecco, mi ricollego alla tua domanda, che cosa ci può dare? Tanto, quando tu giochi in una partita del genere, la seconda in classifica, noi dobbiamo essere bravi, intelligenti nel capire che non siamo quelli della posizione di classifica che occupiamo, che la classifica non ci dà merito per le prestazioni che stiamo facendo e che abbiamo fatto e che bisogna rimanere sereni, fiduciosi e continuare a lavorare sperando che il vento giri. Tutto lì. Mister, io dalla tribuna ho avuto la percezione davvero che voi eravate in completo controllo, ma glielo dico con estrema oggettività, perché sia nella prima parte ma poi siete come al solito rientrati nel secondo tempo con grande grinta e loro veramente poco hanno fatto lì davanti, una prestazione secondo me eccelsa da parte dei due centrali difensivi, Fadda e Piacente. Però al di là di questo io le dico che cosa è mancato, perché poi anche lì la sfortuna davanti. È mancato la capacità di occupare l'area e di essere cinici dentro l'area, che in questo momento è una capacità che noi non abbiamo. Non l'abbiamo perché ci mancano giocatori come De Marcus e Dechenko e non possiamo inventarceli o far finta che non sia niente. Per noi sono giocatori importanti, De Marcus e Dechenko sono due bomber nostri, due attaccanti della squadra, quindi non averli a disposizione entrambi contemporaneamente per noi è un grosso problema. Oggi abbiamo cercato di cambiare un po' dal punto di vista tattico, a livello strategico, alcune cose, abbiamo giocato in modo diverso, preparando la partita nei particolari, studiando la Paganesi, nei dettagli e penso che si sia fatta una prestazione straordinaria perché abbiamo veramente concesso niente, mentre invece noi abbiamo creato tanto. Che cosa è mancato? La capacità realizzativa, chiamiamola cinismo, chiamiamola bravura sotto porta, chiamiamola sfortuna anche, perché poi magari ci può anche stare, però è mancato solo quello, ma io non mi sento di rimproverare niente ai ragazzi, dico che sono stati bravissimi e che dobbiamo continuare così e faccio solo i complimenti, nient'altro. Certo, le faccio l'ultimissima, gliela chiedo sul futuro. Adesso nel prossimo fine settimana vi aspetta un derby molto importante, uno scontro salvezza a tutti gli effetti contro l'Olbia. Le chiedo come arriverete a questo match e che cosa si aspetta dalla gara. Niente, mi aspetto una continuità di prestazione. Il risultato poi sarà una conseguenza della prestazione. Dobbiamo continuare a giocare come stiamo facendo, come stiamo facendo negli ultimi 2 mesi. In parità numerica continuare a giocare così come abbiamo fatto oggi, poi i risultati saranno sempre delle conseguenze delle prestazioni. Cioè, vuole aggiungere, le faccio l'ultima in extremis, voleva aggiungere qualcosa per quanto riguarda poi il discorso e la sentenza, diciamo così, del giudice sportivo per quanto è successo contro la Gelbison, oppure un discorso curioso? No, immagino dovrei che commentare. La mia domanda sarebbe quella: lei si aspetterebbe delle scuse magari dalla società, visto... Ma io non è che io allenatore, io penso alla società, Atletico Uri, tutto il movimento, la comunità dell'Uri, tutti si aspettano che la Gelbison faccia un passo indietro, alla luce un po' delle dichiarazioni che erano state fatte a suo tempo, insomma additandoci come antisportivi, scorretti, di esserci inventati il tutto, poi così non era, avevamo semplicemente dichiarato e denunciato quello che era accaduto e così è saltato fuori perché la verità poi viene a galla. Poi francamente ormai è una cosa passata, insomma, il fatto che comunque sia stato accertato tutta la veridicità di quello che abbiamo dichiarato a suo tempo e che poi francamente si sia risolto tutto in una bolla di sapone, questo certo non ci fa piacere, insomma, poi alla fine è andata così. Fischia il direttore di gara. La battuta direttamente verso la porta, deviata e raccolta in qualche modo, poi Muñoz con il destro può scagliare in rete di controbalzo, vantaggio della Sarnese. Adesso qui subito la giocata di Labriola, deviazione ma pallone buono ancora per Muñoz che apre con un ottimo scavetto. E allora la conclusione del numero 66 Granata, Manuzzi, schermata da un ottimo Di Chiara. Poi c'è De Nova a rispedire al mittente, De Grazia, Rizzo, Staffa, ancora per De Grazia,
Spalletti sul sinistro, il numero 10, zona tiro di poco alta sul 7 di sinistra. Prima vera azione per l'Olbia. A destra con il cross sul secondo palo, a servire la Briola. La Briola ha ricevuto molto bene da Manuzzi, tocco arretrato e poi sinistro, perdonatemi, incrociato da parte di Marini di poco, al lato del palo destro. Servizio a destra per Arboleda. Arboleda attaccato dalla Briola, il rimpallo può favorire Muñoz sul limite, il dribbling, poi la controsterzata, il sinistro sul primo palo di poco al lato, pericolosissimo il numero 17. Risente all'indietro, regalando però il pallone all'Agzir. L'Agzir per Muñoz, la fa passare il numero 17, poi va col tacco ancora dall'Agzir che supera il portiere e va in mezzo per la Briola. Un gol meraviglioso della Sarnese, 2-0. L'Agzir per Manuzzi che va ad imbucare per la Briola, arriva anche Muñoz, la Briola va al centro, c'è un liscio difensivo, Marini se la mette sul sinistro, Marini incrocia. Tris della Sarnese, partita in ghiaccio. Dominante al centro per Uliano da Muñoz si ferma, torna da Uliano, si scopre l'Olbia, Uliano prova la sassata con il sinistro di poco alta sopra la traversa, ancora però troppi spazi per la Sarnese. Torna da Uliano va filtrante dalle parti di l'Agzir torna da Uliano, sinistro di Uliano, di Chiara non la tiene e c'è in posizione irregolare anche a sbagliare questa conclusione Muñoz. Staffa però vince un rimpallo, allora apertura a sinistra di Maspero per Costanzo torna da Maspero, c'è spazio per la conclusione, Maspero la prova, non va lontano dal palo sinistro, c'era però sulla conclusione Bonucci nello stretto dal suo numero 4 Vecchione. Siamo già da Marini che è andato in area dall'Agzir, posizione però irregolare con l'Agzir che era riuscito a superare il portiere e a scaricare in rete, tutto fermo perché si alza la bandierina, occasione importante per provare a riaprirla. Furtado e Maspero sul pallone, parte Maspero verso la porta, la alza sopra la traversa Bonucci. Arboleda adesso va ad imbucare per Furtado, vediamo se si accende il numero 11. Furtado scarica sul limite per Caggiu, destro di Caggiu, risposta di Bonucci che si stende alla sua sinistra e la mette in calcio d'angolo per dare respiro a Maspero che evidentemente non ce la faceva. Allora servizio in area, la pallone deviato da Furtado e c'è il gol dell'Olbia che accorcia le distanze. Adesso Arboleda, rimessa dalle parti di Furtado passa, si è acceso il numero 11, prova la conclusione, rasoiata dritta tra le braccia di Bonucci. Va a mettere in mezzo, prova a tenerla Montini che va indietro l'Agzir cerca nuovamente il fondo, passa in mezzo sulle maglie bianche, l'Agzir cerca il secondo palo e si prende la gioia personale, 4-1 della Sarnese. Sì. E allora c'è ancora un'occasione con Panzera che mette il cross di Chiara, lo allontana, l'Agzir prende il pallone, converge, va con il sinistro, si stende bene di Chiara e la tiene. E termina la contesa con il 4-1 della Sarnese che batte l'Olbia al Felice Squitieri nell'anticipo di questo girone G. Mister, si interrompe la striscia di 4 risultati utili consecutivi. Qual è il tuo pensiero? Prima o poi doveva succedere, è successo nel modo peggiore, con una sconfitta pesante e come non ce l'aspettavamo nessuno, perché è una squadra che oggi non siamo stati in campo, abbiamo fatto fatica in quasi tutte le zone del campo, quindi meriti alla squadra avversaria che ha fatto il suo, ha giocato nei nostri errori, abbiamo commesso tre errori, soprattutto nel primo tempo ci hanno puniti subito e poi nel secondo tempo non è che siamo venuti fuori, abbiamo fatto gol ma non è che siamo migliorati, dobbiamo lavorare questa settimana tanto. Amici sportivi, buon pomeriggio e benvenuti a Pavona dove si sta giocando partita in questo momento Cinzia Alba Longa contro Kos Sarbus Ladu. Buono il
Lungolinea sulla tre quarti, Floris leggermente allargato, palla tagliata in mezzo, c'è un tocco, occhio a Pinna, prova a controllare, vuole girarsi, altra giocata, poi il tiro da fuori di Pietro Ladu. Punizione dai 20-25 metri per il Kos Sarrabus. Pietro Ladu sul pallone, pronto a calciare, barriera copiosissima, Ladu col mancino, palla fuori di un niente, palla regalata a Piseddu che prova a girarsi, cerca di fare una cosa troppo difficile però il 7, recupera palla la Cinzia Albalonga, manca all'indietro, rischia un po', manca, arrivano in due, gli tolgono il pallone, occhio al Kos Sarrabus che si ritrova in zona offensiva, il terrezzone di Ladu, Floris in area col mancino, Floris, è un gran gol, quello dell'1-0 del Kos Sarrabus, palla recuperata, traversone mancino, controllo e rasoiata al volo del 29, gran gol, 1-0 Kos Sarrabus. Kabidou prova l'accelerazione, glielo nega però Paolocci, anzi Nannini, ancora Kabidou, bello il duello fra i due, poi la palla in avanti, Romano in fuorigioco, si alza la bandierina ma si gioca, arriva Pinna davanti a Boschi che con il piedone gli nega un gol già fatto. Si era alzata la bandierina, poi si era abbassata perché il Romano si è disinteressato dell'azione. Ci sono però altri 40 minuti e rotti da adesso in poi per cambiare tutto. Il colpo di tacco di Ingretogli a liberare in area Cotugno che prova col mancino, palla sul primo palo, deviata da Floris. Galazzini, buono il controllo in corsa, prova a servire un compagno, se ne va a lungolinea ancora Casazza, il pallone dentro, troppo lungo per tutti, lo recupera in qualche maniera manca, arriva Pasqualoni al limite, pensa per un attimo al tiro, lo prova in porta e Floris a mano aperta la mette in angolo per non rischiare. Al destro di Bensaia sono affidate tante speranze, eccolo il pallone in area di rigore, c'è una sbracciata in direzione di Manca, anzi di Ingretolli, protesta la Cinzia Albalonga, Pasqualoni prende campo la Cinzia, salgono tutti, ecco il lancio, Pasqualoni sventaglia, palla sulla destra, sfera che filtra, occhio al traversone, la controlla e non la mette dentro Casazza. Palla profonda, ancora verso Santoro, altro colpo di testa, fischietto in mano per il direttore di gara. Arriva adesso la fine, Kos Sarrabus batte Cinzia Albalonga qui a Pavona sul neutro di Pavona per 1-0, gol di Floris. Sì, ma guarda, faccio i complimenti ai ragazzi perché non era una partita facile, abbiamo incontrato un'ottima squadra, anche se qui in questo campionato sono tutte buone squadre, su un campo dove non è mai facile, mai banale venirci a giocare. Siamo stati bravi, faccio i complimenti perché abbiamo fatto una partita, secondo me, dal punto di vista tattico era una partita giusta, abbiamo colpito nel momento giusto, dovevamo fare il 2-0, abbiamo rischiato quasi nulla, quindi il percorso che stiamo facendo è giusto, sappiamo che se per salvarci servirà un miracolo, però già con questi 3 punti sono contento per i ragazzi perché migliorerà l'autostima, la consapevolezza dei nostri mezzi, a tratti abbiamo anche giocato un buon calcio nonostante fossimo fuori casa, quindi per mentalità secondo me il percorso è giusto, quindi ancora una volta chiudo, faccio i complimenti ai ragazzi perché i protagonisti sono loro. Sì, ma devo essere onesto, vi ho detto ai ragazzi, la classifica la dovremo guardare quando sarà marzo, primi di marzo, vedere i punti che abbiamo fatto, sommarli. Adesso devo via di prestazioni, di partita dopo partita. Adesso c'era questa, poi ci sarà quella domenica prossima, non so neanche con chi giochiamo, proprio perché dobbiamo vivere la giornata. Quando si è così in questa situazione di classifica, la devi vivere passo dopo passo, tanto dipende solo da noi. Quindi la classifica secondo me in questo momento è inutile guardare, sappiamo che siamo ultimissimi, però sono delle risposte a noi stessi. Quando migliori la testa, migliori l'autostima, migliori l'entusiasmo di un gruppo, tanto sono ragazzi eccezionali, questi sono dei ragazzi in gamba, abbiamo un gruppo vero e questi sono i momenti dove vengono fuori, quindi dobbiamo percorrere ancora questa strada che abbiamo percorso, che abbiamo iniziato, adesso ci dobbiamo preparare già alla prossima perché questa è andata. Buon pomeriggio da Mauro Coppadoro in diretta dallo stadio Salvatore Zicchina di La Maddalena, dove sta per avere inizio la partita tra Ilva Maddalena e Real Monterotondo, valevole per la 15ª giornata del campionato di Serie D Girone G. Il pallone che viene indirizzato su Martinoli, Nestor Martinoli lungo per Tapparello molto bene di petto ad anticipare l'intervento del difensore e poi cedere su Nana che entra in area e fa partire un discreto tiro
discreto tiro di Nana, lo possiamo sicuramente annotare sul taccuino. Silva aziona la sua contraerea, vediamo cosa succede. Cantiani alza la mano chiamando uno schema, è un rasoterra e mamma mia che occasione ha mangiato il Monterotondo. Adesso è Martinoli che avanza, al lancio lungo in direzione di Blažević, bella questa palla su Nana, si mischia un po' spaventato, attenzione Blažević dal limite, gran tiro di Blažević ma molto alto sulla traversa. Ilva Maddalena che sicuramente ha avuto indicazioni di mister Fascia di provarci da fuori, perché il secondo tentativo intendeva servire Tapparello, poi cerca di intercettare palla Lobrano ma il pallone è troppo forte. Napoleoni, bellissima giocata di Napoleoni con pallone su Ceccarelli, grande giocata veramente di Napoleoni. Scruta lo schieramento dei compagni di squadra e fa spiovere questo pallone direttamente in porta. Attenzione, ha visto Lattisi un passo fuori dalla porta, ha cercato di beffarlo con un pallone veramente velenoso, quindi che d'esterno serve Lobrano che tiene palla in campo, supera molto bene un uomo, va in posizione di cross, pallone a centro area, molto buona la giocata di Lobrano, così mostrato nulla praticamente di spettacolare, non c'è stato nemmeno un tiro in porta e neanche un angolo da una parte e dall'altra. È pronto a entrare Glino, entrerà al posto, attenzione c'è Lamin Touré al limite dell'area, cerca di guadagnare terreno, viene bloccato, pallone preso da Nana che ci prova con un gran tiro, bello questo tentativo di Nana, è il primo tiro della ripresa. Al 30° minuto Nana, bel tiro da lontano, molto bello questo tiro di Nana. Diciamo siamo attorno al quarto d'ora abbondante dalla fine, compreso il recupero, e l'Ilva Maddalena ci deve provare in tutti i modi, ancora non riesce a far breccia nella difesa avversaria. Attenzione a questo scatto imperioso di Nana che arriva in posizione di cross, poi supera l'avversario, bella giocata di Nana, pallone in mezzo ma nessuno lo riesce a recuperare. Sul pallone è Daniele Ansini col suo sinistro, due uomini in una micro barriera e poi il solito trenino di uomini al limite dell'area per l'esecuzione di Daniele Ansini. E sulla linea della riporta attenzione Ilva Maddalena e c'è una grande opportunità per la formazione del Monterotondo, priva di emozioni ancor più di quanto era stato il primo tempo. Ci prova l'Ilva Maddalena, Lobrano in velocità, bella palla di Lobrano per Lamin Touré, posizione regolare, parte a sinistra, pallone in mezzo, attenzione, c'è il primo angolo determinante, un intervento in scivolata di Darini su questo bel tentativo offensivo. È Florijan che si incarica del tiro alla bandierina, grappolo di uomini in area, pallone che spiove alto e sfiora il palo, l'Ilva Maddalena sfiora il palo con Touré, mi pare che fosse, grande occasione per l'Ilva Maddalena. Non si esce dalla posizione di classifica dell'Ilva Maddalena con i soli pareggi, è chiaro che servono le prestazioni da 3 punti e vuol dire che arriveranno in futuro. Ora 49-07, ecco qua che arrivano i 3 fischi dell'arbitro.